Buonasera gentili amici ed amiche, un cordiale saluto vi giunge dal Ceriaci, dove per la nona giornata si affrontano questa sera i Bad Boys e il Lapisana Calcio a 8 che cerca di consolidare la vetta. C'è ora un colpo di testa, il pallone termina tra i piedi di Zaccagnini che vince un rimpallo, si invola verso la porta, attenzione, saltato il portiere, Zaccagnini! Il vantaggio del Lapisana con Zaccagnini che si invola dalla tre quarti, salta il portiere, deposita in rete il pallone del vantaggio. Attenzione, da fondo il pallone giocato per Soletta che va alla conclusione sulla traversa. Attenzione ora al cambio di fascia, bello per Soletta che la mette in mezzo, Zaccagnini tutto solo, 2-0, ancora Zaccagnini colpisce, ma discutibile la difesa dei Bad Boys in questa azione. Attacca ora la Pisana con il pallone giocato per Zaccagnini, palla sul mancino, la conclusione di Zaccagnini e arriva la tripletta del numero 7, ancora il gol della Pisana con Zaccagnini. In contropiede ora la Pisana con l'azione che si sviluppa sulla destra, attenzione a Morini, il tocco che ora è per un compagno, Giva che va alla conclusione, palo! Corner per la Pisana, Soletta la mette in mezzo e arriva Giva, 4-0 per la Pisana con il gol sugli sviluppi del corner che incrementa il vantaggio dei gialli. Vergallo in possesso del pallone, lo perde, attenzione Soletta, attacca per la Pisana, Soletta! 5-0 sull'errore di Vergallo, non perdona Soletta e fa 5-0 per la Pisana. Ancora la Pisana in avanti con il pallone toccato per Zaccagnini, attenzione al dribbling di Zaccagnini che va alla conclusione e arriva il poker personale di Zaccagnini, 6-0 per la Pisana, risultato tennistico adesso al Ceriaci. Fraseggiano i Bad Boys nella propria tre quarti, ancora un errore, attenzione a Soletta, Soletta il cucchiaio di Soletta ed è un gol fantastico di Soletta che fa calare il sipario al Ceriaci, 7-0 per la Pisana. C'è il rilancio lungo del portiere, prova perlomeno a salvare l'onore il Bad Boys, attenzione Jacobi, palla sul destro, al lato. E arriva anche il triplice fischio del direttore di gara, termina quindi così con la netta affermazione della Pisana che vince per 7-0 e consolida il primato in classifica. Il match è favoloso, ottima squadra, una grande prestazione. Grazie al mister. Grazie a livello tecnico di cui ne parlava Zaccagnini siamo abbastanza alto e puntiamo alla 2.